Buongiorno a tutti, eccoci ben ritrovati alla sesta edizione della ITTI Fun Run, marcia podistica ludico-motoria qui a Feletto Umberto. Quest'anno i percorsi sono stati leggermente cambiati per andare sui percorsi della memoria. Infatti in occasione del centenario i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Feletto, che abbiamo qui a fianco, hanno fatto un lavoro di presentazione sui luoghi appunto della memoria, luoghi visibili lungo il percorso, e quindi i percorsi sono stati leggermente cambiati. I percorsi sono stati anche cambiati per impraticabilità dei guadi. Speriamo che almeno per il momento il tempo ci assista come sembra, e arrivederci a dopo. Buongiorno, sono Giuseppe Amato, sono il consigliere delegato alle attività sportive per il comune di Tavagnacco, comune di Tavagnacco a nord di Udine, composto da 7 frazioni e con circa 15.000 abitanti. Qui oggi ci troviamo nella frazione di Feletto, comune di Tavagnacco importante per le attività commerciali, si è sviluppato moltissimo in questi ultimi anni, ma non solo per l'attività commerciale e produttiva, ma anche per lo sport, in quanto è una località geograficamente molto predisposta per le attività sportive. Abbiamo una rete di ciclopedonali importante, tanti chilometri che podisti, camminatori possono frequentare in tutta rilassatezza, a poca distanza dalla città, e che chiaramente qui è ben accolta per poter fare tutto ciò che chiaramente nel momento libero può fare. Yo quiero que estés el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Siamo al centro di Tavagnacco, in cui sulla via storica, che è stata in parte ristrutturata, che termina ovviamente con la chiesa di Sant'Antonio Abate, che è ovviamente il centro della comunità ed è già del 1500 le prime tracce. Quiero que estés el mundo que conteste del este hasta oeste.
ritroviamo al primo ristoro al parco, ecco, intervistiamo subito una partecipante appena arrivata. Come sono i commenti a parte l'acquazione improvviso? Buoni, ottimi, anzi sarà ancora una bella corsa, l'organizzazione vedo che è molto efficiente, ci hanno portato di tutto qui e quindi positiva. Grazie, ringraziamo. Sácalo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor, no hay fronteras, será lo que tú quieras amor, se puede amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Quiero que el mundo se, quiero que el mundo se una mi amor. Quiero que el mundo se, quiero que el mundo se una mi amor, se una mi amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Siamo sul ristoro, sull'Ipovia, sotto il vecchio ponte della ferrovia. Nonostante il tempo, come va signora? Va molto bene, ci stiamo rigenerando, la pioggia ci sta rinfrescando e siamo felici, non potremmo stare meglio. Grazie. Sácalo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor, no hay fronteras, será lo que tú quieras amor, se puede amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Quiero que el mundo se, quiero que el mundo se una mi amor. Quiero que el mundo se, quiero que el mundo se una mi amor, se una mi amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Buongiorno, salve, mi chiamo Gaspare Mancini e sono il responsabile del gruppo podistico Quai di Reclus. Volevo invitare il popolo dei podisti alla quinta edizione di A Torpa Reclus che si terrà domenica prossima 21 giugno al racchiuso di Attimis nella zona della ex polveriera. Adesso passo la parola a Bruno che vi dirà riguardo i percorsi. Ecco, i percorsi sono già tutti pronti, già tutti puliti, abbiamo anche facilitato il percorso dai 6 km in maniera che possano farlo veramente tutti. Tutto pronto, vi aspettiamo. Ecco,
Buongiorno, sono Michela. Quest'anno abbiamo pensato di stare un po' di più ancora rispetto al solito con i bambini, per cui anche il nostro filmato non perdetevelo assolutamente. A presto, racchiuso domenica prossima.